Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. In apertura il caso Bergamini, è stata fissata per il 29 novembre l'udienza del processo. Intanto dagli esami effettuati è emerso che l'ex calciatore è morto per soffocamento. Ci racconta tutto nel servizio Anna Franchino. C'è un'indiscrezione che emergerebbe dall'inchiesta sulla morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre del 1989, sulla statale 106 a Roseto Capospulico. Sarebbe morto soffocato, e quanto trapelato dalle perizie effettuate sul cadavere del giovane, riesumato nei mesi scorsi, dopo la decisione del GIP di Castrovillari che ha accolto la richiesta del procuratore Eugenio Facciolla. Indiscrezioni che forse troveranno conferma nell'udienza fissata a fine novembre, di cui ci fornisce i particolari Donata Bergamini, sorella del calciatore, che da quasi 30 anni si batte per conoscere la verità. Quello che so io, l'udienza con i periti dovrebbe essere il 29 di novembre a Castrovillari. Donata non conferma la notizia riportata dai media, ma di sicuro, se l'ipotesi trapelata trovasse conferma, allora per la famiglia sarebbe un ulteriore passo verso una verità che chiedono ormai da troppo tempo. Che la verità fosse un'altra da quella che era stata scritta, noi lo stiamo urlando da 28 anni. Ovviamente io ho molto rispetto per le persone che operano nel mondo della giustizia, nonostante tutto quello che mi è caduto addosso, e quindi ritengo giusto prima ascoltare le loro parole e dopodiché parlare io come persona, come familiare. Che cosa sia esattamente successo a Denis saranno i periti a dover esporre. Io sono molto fiduciosa sia nell'operato della procura che nell'operato dei periti. È chiaro che questa verità poteva essere accertata anche prima, nel senso che già nel 2015 il mio avvocato Fabio Anselmo, nella richiesta di opposizione all'archiviazione, aveva messo in luce che comunque c'erano delle nuove tecnologie dove dalla riesumazione si poteva vedere cosa era successo a Denis. Cosa è successo effettivamente? Aspettiamo per vedere cosa viene esposto. Ovviamente noi l'abbiamo sempre detto che Denis è stato ucciso e spero che questa verità, che la vera verità, diciamo così, venga a galla molto presto e che finalmente la maglietta numero 8 di Denis possa essere rimessa sul campo del San Vito. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.